mi fa sta roba qua, se libidine, proprio godo, capisco. Ciao ragazzi, sapete cosa sono queste? Queste sono mazze di tamburo, dei funghi buonissimi, appena arrivati qui da Giannico, che li sta preparando in un'altra versione, oltre a quella sulla griglia, che è già pronta. Insomma, un'introduzione ai sapori di autunno fatti in grande stile, partendo però, pensate un po', dal gambo di questi funghi, perché qua non si butta via niente, era, Mi godi fungaioli che si certificati anche dall'ASL, tutto quello che vedi qua. Certo. Se passare dal grossista dell'ASL che fa i timbri e robe, sì che non si sbaglia, però massa tamburo. Sono bellissime, ho detto, mazze di tamburo Perché ecco qua, tamburo, bestiale no? Ah sì. Come tutto ha un perché. Anche a questi la gente li butta via, perché dire come faccio? Mi li apro, li secco all'ombra. Quindi lentamente? Lentamente, molto lentamente. Viene fuori una roba che non è né secca né umida. Ma poi li macini, cosa fai? Sì, tipo con quello del caffè. Sì. Quel masinino del caffè per capirsi. Oppure se uno ha un cutter però molto ben affilato. Certo. Non uno che impasta, uno che ha un cortellito fin. Lo riduce a polverina. Altro che il dado. Ah sì? Che si tiene a lui il suo dado chimico. Perché è semplicissimo. Certo. Ti avversi, ti assicchi e te metti qua. Ma pensa a te. Ma pensa a te. È una cosa che hai imparato te, che hai insegnato qualcuno? Sempre i becci, cioè non si butta via niente in cucina. Bello, bello, bello. Vorrei dirti che i funghi non li si è ben visti nel periodo medievale, nel periodo specialmente nel dopoguerra nostro. Perché per fare i funghi occorre l'olio e l'olio costa schei. Ah, certo, certo. E temperature, e delicati, dopo cacchio di uno anche allucinogeni, cacchio di uno non sapeva bene la cultura dei miceti. Comunque. Bellissime ste mazze qua. È una figata. Mamma mia, ma che roba. Si può dire figata, Stefano? Ormai l'hai detto, c'è che te bloccati. E ora le pibè. Ah, che belle. Le pibè, adesso vi mostro come le faccio. Da dove arrivano, Giannico, queste? Casteltesinchi, Postia. Trentino quindi? Sì, ma è uno che si andà là e dopo gli dà sto fornitore. Mi faria così. Le pibè, certo, che è un trucco che adesso ti mostro, le metto dentro sull'acqua di boglio. Posso andare? Vai. Le pibè, mi vorrei farti ai ferri. Ah, ma questi non i miei ferri. No, le pibè, dico, queste qua le femo grigliate. Ah, quindi le scotti prima? Che donna, ma vedi una scottata. La ha una funzione di togliere la tossina del fungo. Ho capito. Perché Per essere sicuri, insomma. per essere sicuri, lei ha fatto la sua. Proprio un minuto, Ma sì. Sufficiente, no? Sì. Lega, la vai, se per caso che c'è un po' di polvere. Lega ha tolto la tossina che se per caso uno l'è dedicato del fegato, non che fa mai. Una piastra tranquilla a gas, se viene a griglia meglio, se viene a griglia con del maialino sopra meglio. Perché gli dà gusto? Una grigliata, sì. E dopo ti. Ma che spettacolo. No, ma ti senti il profumo. Mamma mia, ragazzi. Sapete che una mazza bella grande così, adesso ce ne sono 7 lì, no? In quante si mangia, Giannico? Beh, intanto il fungo è tossico. Cioè non fa mai, va a mangiare. Mi consiglio sempre di non fare cene con tanti funghi, tanti porcini, perché comunque se capi la buttà dei funghi, perché la rogna della gente, sento quello che è, chi dice, ok, vado a porcini e stasera mi faccio la zuppetta di porcini. Porcini non che ne è, ma magari è distese di sta roba qua, distese di saetti, distese di
finferle certo. e io sa, capito? Se andare per funghi vuol dire quello che cazzo mangiano. Certo. È lì il segreto. E quasi bistecche. E quasi bistecche sì. Siamo sicuri che la sopracottura l'ha fatta. Adesso ci mettiamo un po' di aglio, magari se dà fastidio l'aglio, dare una sbollentata sul latte prima, fare Certo. Un bel accompagnamento, insomma, belle un letto di sapori. Siccome che non ho tante donne che mi bacia e ora preferisco crudo. E Dopo, adesso, se che dà una... eccolo qua. Questo cos'è? Un entrée, un antipasto, un secondo? ecco, questo lì è un boccon da re. Mamma che profumo che è. Questo lì è una roba che ti puoi mangiarla. Questo può introdurre un secondo, può essere... Ma può essere Può essere anche di tutto. sì, un accompagnatore per tenere una bella costata, bella fiorentina, no? Sola fiorentina ti metti in testa così, Filo d'olio, bello, bello, bello. filo d'olio. Questo è l'autunno, Giannico. Sì, ma sei uno dei... Mio papà gli era affezionato all'autunno perché era il mese della raccolta dei sacrifici. Certo. Non mai esagerare, perché in Veneto è una brutta roba quando chi ti dice ti si meso dappertutto come il parsimulo. Ci vuole la giusta È dose, giusto, il giusto è equilibrio giusto. per tutto. È giusto? Che spettacolo, mamma mia. Ma che credito Stefano che queste sono buone a mangiare adesso, calde così? No, che non che credo. Scommetto dove si alle. Ma aspetta, cioè adesso queste femo un altro, femo impanare. Quelle più piccole. Ma sì, mi devo spiegare i gambi come chi do, però Certo, quindi questi te li recuperi anche questi, no? si butta via niente. Guai, assolutamente. Ma te sai che sulla borsetta, sullo stomaco di Ozzi, il tuo amico al Totesin che io a Qatar Sì, sotto il giasso, Eh, che aveva dei funghi allucinogeni. ah, Probabilmente li doveva per guarire l'artrite, per dare il senso di... ma pensa. Pensa io a studiare anche qui. Perché impanare quelle più piccole? Perché quelle più grandi era più complicato? Perché qua il calore è uniforme, Ah, qua il calore è più uniforme. un po' di farina. Farina. Sai chi dice di passarla sull'uovo, sulla farina, dopo ancora sull'uovo e dopo sul pane? Ufficio, complicazioni, affari semplici. Urca. Capito? Invece tu... Mi invece- faccio una buona pastea. Io ho messo un goccio di succo di limone, Ah, perché se mi caro mangiando te becchi tanto tanta pastea. salsa da farcire. Sa da freschini. Parola bellissima, intraducibile neanche certo. dal cinese. Sembra che la traduzione sia frescume, però non riflette il senso pieno, secondo me. Non È so, freschini del freschino. una volta che ho fatto agli ambasciatori accreditati a Venezia, a Palazzo Ferrofini, ho fatto una cena alla Veneta e ho spiegato questa storia qua del freschino e il presidente ha detto no, bisogna trovare un altro, va bene, chiamiamolo odoraccio di uova marce. Assa freschino. È giusto? E i traduttori, perché era una montagna di freschino. Posso andare? Certo. Questa calcola che sia una bistecca, Certo. un petto di pollo, una... Sì, Si intinge. ecco qua, una battuta. È un classico questo, Giannico. Ma sì, questa
È una cotoletta alla fine. Questa è una roba che quando ti vai in montagna sul Tabià, ti parti la mattina presto, ti porti a casa i funghi e Tabià. queste sono le prime che parte. Tabià che sono i Non ne fa figlini. neanche ora di sentire che dopo ti pensa quando che sei grande, anche tagliare a spicchi, messo solo un panaro con una boia pendola di grana. Cosa mai tu? Una roba buona, Giannico. Una Ma roba no, ma buona. anche un stravecchio di malga di chi è che ti fa spissi di noce. No, Fa spisse ti se no. che quello non sarebbe marmeato il miele, te che è un funghetto così fritto da Che becquare, spettacolo. Questa è cucina povera alla fine. super povera. Chissà che usa il pan così? So che i veneti qua, so che altri. Però ricca di sapore Perché questo diventa come un involucro, diventa come uno scrigno che tiene dentro tutto l'aroma del fungo. certo. Se no se ne va. Mi ti dico sempre che la sensazione che ho quando che faccio sta roba qua, il profumo, il gusto che sento, voglio trasmettere in sai ai miei clienti, capito? Cioè, se Certo. questo la figata del mio lavoro. Perché se no, se mi qua sento buono e la gente non sa niente, bravo cuoco che so. Sta roba qua da cuoco l'avevo imparata dai vecchiotti. Ah, vedo. Perché, ad esempio, i fritti nella cucina che vediamo scritti sul manuale di cucina del 1300, eccetera, eccetera, non bisogna considerare perché è roba da popolo, Certo. da politica, Certo. col fritto vi buon tutto, no? Beh, giusto. Anche adesso è così. No, ma adesso ti mangi sto fritto qua e dopo va a mangiare pure al McDonald's i fritti. Va bene. E che cazzo? E che cavolo? Giannico. Cosa scappa? Mi fa sta roba qua, se libidine, proprio godo, capisco? Mi vedo già gente che mette in bocca sta roba qua e chi dice Madonna che buono. E ti non sta a dire VHD perché qua siamo Vicenza. Fase che buono. Neanche wow mi piace. Fare effetto wow, ma cosa vuol dire? E da dove si comincia, Giannico? Siamo le solite. Siamo le I solite. dilemmi della vita. Giannico. Mi consiglia questo qua? No, Quello grigliato. Come capite, fai a mangiare che un cliente viene dentro. Mamma che buono. Ma pare o È dolce. è dolce. È incredibile, ragazzi. E adesso, visto che te anche a questo, assaggiamo anche a questo. Le mazze di tamburo sono una chicca, però da trattare con cura, perché Con i funghi cura. sono molto delicati, come avete visto, no? Bisogna che sai Mamma anche a me che fai buono. clienti. Mamma che buono. Giannico, ti dico veramente grazie. Sono squisiti, eccezionali, ma veramente buoni. E questo è un preludio a una prossima puntata che faremo però stavolta con i funghi porcini, perché ho visto che già la pronti, ma mi scappesse tu. Hai visto? Ma porca miseria. Oh. Porta Ma anche pazienza. qui devi mangiare. Dopo. No, mai.